Siamo alla Certosa di Vigo d'Arzare, a 2 chilometri dal centro del paese. I lavori per la costruzione della nuova Certosa a Vigo d'Arzare iniziarono nel 1534, in un'ansa del fiume Brenta, sul terreno lasciato in dono dal vescovo di Padova Pietro Donato, nel 1445. I certosini si trasferirono nella nuova sede fin dal 1550, nonostante il complesso non fosse ancora ultimato. Il sovrintendente ai lavori della Certosa fu l'architetto Andrea Moroni, proto di Santa Giustina. Alla sua morte, nel 1560, gli succedette Andrea da Valle. La struttura, tutta racchiusa entro una cinta muraria, comprendeva un grande porticato antistante la chiesa, lunga 86 piedi, circa 25 metri, e larga 36 piedi, circa 11 metri. All'interno della chiesa si sviluppavano numerose cappelle laterali. Complessivamente c'erano 3 chiostri. Il chiostro maggiore, porticato, era circondato da 13 celle casette dei monaci. All'interno della chiesa, dedicata a San Girolamo e San Bernardo, si trovavano numerose opere d'arte di famosi pittori, quali Vivarini, Pietro Damini, Sasso Ferrato e Luca Ferrari da Reggio. Il numero dei monaci, sacerdoti, tuttavia non fu mai elevato. Tra il 1605 e il 1750 furono in media 7. Nel 1768 il Senato della Repubblica di Venezia, lamentando l'eccesso di comunità monastiche nello Stato e la decadenza della loro disciplina, dichiarava soppresse le comunità con meno di 12 soggetti. Di conseguenza, dopo la soppressione della Certosa, la Repubblica si impadronì delle proprietà e le mise all'asta, come di consueto. La Certosa con i suoi terreni fu acquistata dai marchesi Maruzzi, che in un primo momento volevano demolirla, in quanto per loro il fabbricato costituiva un onere per il suo mantenimento. Fu quindi venduta con alcuni campi, come registra l'abate Gennari nelle sue cronache padovane del XVIII secolo, al finanziere padovano Antonio De Zigno, che demolì parte della chiesa e trasformò il monastero in residenza di villeggiatura, trasportando le sepolture di famiglia in ciò che rimaneva nella chiesa. Nei primi decenni del XIX secolo, Marco De Zigno e la moglie Mary, nobile irlandese, fecero piantumare il parco. Il figlio Achille De Zigno, famoso naturalista, fu insignito del titolo baronale dall'imperatore d'Austria. Divenne podestà di Padova durante il dominio austriaco e dopo il 1866 sindaco di Vigo d'Arzare. Nel XX secolo, l'ultima erede Maria De Zigno sposò il conte Passi. Durante la Prima Guerra Mondiale la Certosa fu trasformata in caserma e durante il Secondo Conflitto Mondiale fu utilizzata dal 1943 come scuola tedesca di spionaggio e anche come polveriera. Oggi nell'antica abbazia si entra per un portale laterale e si vede il chiostro piccolo con la chiesa ridotta ad oratorio, che però ha conservato intatta la facciata. Esistono ancora 2 lati del chiostro grande con 32 arcate e 3 celle casette a 2 piani dei monaci. La Certosa risulta utilizzata come azienda agricola senza una prospettiva di valorizzazione né da parte dei proprietari né da parte delle istituzioni.